Buonasera per la seconda giornata del campionato Regione Veneto C1. L'Arzignano ospita il Mestre Fenice, entrambe alla ricerca dei primi 3 punti da Udino Baggio per Roploz. All'inizio della sfida sul pallone c'è Matteus, arriva al fischio d'inizio, comincia la alla larga, manovra la squadra di Mister Landi, si allarga, c'è un velo, Iabre non interviene. Poi il pallone dentro, il gol del vice capitano, non è passato nemmeno un minuto, è già avanti il Mestre Fenice, ha segnato Puleo. Matteus una finta, poi trova Zuccon, molla la botta, rimessa su cui va Matteus, ancora Zuccon e ancora una volta Stefanuto. Bergamo avanza lui, lo tende Matteus, Bergamo ruletta, se ne va, Bergamo sulla sinistra, conclusione. Zuccon, bellissima palla alta per Matteus che va alla conclusione di prima, di nuovo in mezzo. Concato, sempre Matteus che si smarca e riceve il pallone. Matteus, la conclusione, Murata messa in mezzo, Murata anche a Feiza si ricompone la difesa ospite del Mestre Fenice. Feiza dietro da Concato dentro per Zuccon che si gira in spaccata, interviene Stefanuto. Concato, il contromovimento di Matteus che scarica la botta al volo, grandissima parata. Il numero 7, passaggio in verticale, pallonetto, la difesa non mette fuori, c'è Tumiatti sul pallone, Tumiatti, poi arriva Matteus, la scarica dietro, Tumiatti che apre il piattone di Mancino e fa 1-1, Arzignano a 9-10. La battuta il capitano Federico Franzoi va dentro, è troppo semplice fare il 2-1 per il Mestre Fenice, non è passato nemmeno un minuto, è schiavinato il numero 10. Concato, vuole l'1-2, Concato! 2-2, la riprende la squadra di casa, è un primo tempo scoppiettante al Palatezze. In pressing l'Arzignano, perde il pallone il Mestre Fenice, Tumiatti, la scarica dietro per Iabre, baricentra all'indietro e palla alta. Scavetto verso Feiza l'aggancia, Feiza lascia lì a Matteus, svernicia il palo, giù Matteus, attende il movimento, fuori si libera anche Zuccon, poi la palla dentro, non interviene Stefanuto e fa 3-2, gol fotocopia come nell'occasione del 2-1 Mestre Fenice, adesso 3-2 Arzignano. Feiza, palla larga era per Guariento, poi va via Zuccon, una serie di finte, Zuccon a fil di palo, Matteus la rincorsa, e anche Iabre sulla sinistra. Matteus preferisce andare da Tumiatti che scarica Zuccon. Matteus tocca il dialogo con Tumiatti va dietro, Zuccon in spaccata, avrà la squadra di casa. Matteus, Zuccon una finta, ti accentra, va in verticale da Feiza che si gira dietro da Guariento si accentra, ottima lettura di Marzotti. Guariento Filippo, il numero 6 va a toccare per il numero 9 Bergamo, ancora Guariento contro Iabre, Guariento si accentra, trova lo spazio per la conclusione. Iabre la lascia lì, va lunga con la palla alta, Tumiatti di petto, ottimo l'assist per Iabre, scende Stefanuto, poi mesa del Mestre Fenice, può ripartire in contropiede Matteus, doppia finta, la lascia lì a Concato in tuffo Stefanuto. 5 al termine, palla il capitano Franzoi col mancino, deviazione, rischio autogol, corner largo dietro Zuccon, servito, nessuno a pressare, Zuccon aveva già esultato il pubblico, illusione del gol. Palla per Stefanuto la mette giù, Stefanuto pressato da Iabre, Stefanuto resiste, Iabre forse la porta via, invece no, Stefanuto se ne va, è libero anche Guariento e Stefanuto va alto, chiama schiavinato, tenuto anche Guariento, poi invece il tocco di Suola, la palla messa in mezzo, velo, Filippo Guariento, scende Marzotto e poi va alla conclusione Zuccon, aveva forse anche qualche... È libero sul secondo palo il capitano, servito, la deviazione di Palma e termina qui l'incontro. Tasto stop a portare a casa la prima vittoria stagionale è l'Arzignano in quel del Palatezze, la squadra di Mister Luciano con un 3-2.